Buongiorno, sono Rosella Pellerino, direttore scientifico dell'Espazio Città di Dronero. Siamo qui oggi a presentare quest'opera che è Il risveglio dell'orso occitano, miti e riti del selvatico alpino. È un'opera corale che è nata da un'idea di due professori ed esperti studiosi di antropologia e di etnografia che sono Piercarlo Grimaldi e Fulvio Romano. Da una loro idea, oramai di alcuni anni fa, nacquero due convegni internazionali che insieme a Spazio Città organizzammo proprio qui a Dronero. Sono passati alcuni anni, ma fortunatamente i contributi, unitamente ad altri che sono pervenuti negli ultimi anni, hanno dato vita proprio a quest'opera, che è un'opera plurilingue, perché abbiamo contributi in italiano, in inglese, in francese e anche in occitano, con alcuni davvero degli antropologi più accreditati in questo campo, che oltre appunto ai professori Grimaldi e Romano sono ad esempio Lajoux, André Carinini, Thierry Truffaut dalla Francia, Samuel Kinsler dagli Stati Uniti, Saiu per quanto riguarda l'orso in Sardegna, così molti altri studiosi che si sono occupati dell'orso sulle Alpi. Infatti l'orso, questo animale totemico che è protagonista dei nostri carnevali alpini, delle feste d'inverno, non è un protagonista solo nelle valli occitane, ma lo troviamo in tutte le Alpi, lo troviamo in tutta Europa direi, ed è comunque un fil rouge, la figura dell'orso, che va proprio dalle nostre valli occitane alpine sino ai Pirenei, e lungo questo percorso lo potrete seguire anche nella lettura di questo volume. Sicuramente in questo periodo che sancisce una transizione, un momento molto particolare per tutti noi, ci troviamo a fare la presentazione di questo volume da remoto e non in presenza, ma la figura dell'orso può essere proprio questa figura mitica, totemica, da evocare, da invocare come portafortuna per le nostre civiltà, per la nostra società. Io vi ringrazio e vi auguro una buona lettura. Spazio Città è un'istituzione culturale che si occupa del recupero della lingua occitana, dello studio e del riutilizzo della lingua. Spazio Città è nato alla fine del secolo scorso, fa parte di una serie di iniziative che in quegli anni sono un po' sorte in tutte le valli occitane, e la legge nazionale sulle minoranze linguistiche ha creato l'occasione per far nascere questa associazione. L'associazione Spazio Città è fatta da enti pubblici, è nata per rappresentare tutte le valli del Piemonte di lingua occitana, ed è una sorta di comunità di comunità. Tra le iniziative principali c'è anche quello di fare ricerche e produrre materiale, quindi sia in ambito teatrale che in ambito linguistico, ma anche in ambito culturale. Questo libro, Il risveglio dell'orso occitano, nasce da un'iniziativa partita nell'ambito dei progetti degli ecomusei, che era un'iniziativa legata al recupero della teatrità popolare, e poi in realtà ha preso vita propria. L'orso è diventato un po' il simbolo di questo recupero, di questa rinascita, e sono contento di annunciare l'uscita di questo libro proprio adesso, proprio in questa fase difficile, questa fase pandemica, e spero che sia anche di buon auspicio per un vero risveglio delle valli. Anche questa piccola opera sul risveglio dell'orso occitano ci fa capire come quello che succede qua ha un eco anche nel resto del mondo. Abbiamo dei contatti anche in periodi lontani nel tempo con cose completamente lontane da noi, tipo la Sardegna, oppure i Pirenei, la Francia, altre aree, e questo è un modo per ristabilire dei contatti e delle collaborazioni e dei percorsi che escano un po' dall'ambito delle nostre piccole comunità chiuse, ma ci diano una dimensione, diciamo, europea o mondiale addirittura. Devo dire che sono veramente contento di avere tra le mani questo libro, Il risveglio dell'orso occitano, miti e riti del selvatico alpino, che è stato, come dire, un parto un po' lungo, devo dire, un parto che ci ha portato a lavorare per lungo tempo, a partire da due convegni che abbiamo fatto qui a Dronero,
2 lustri fa, però abbiamo continuato sempre a lavorare in questa direzione, a mantenere viva questa traiettoria di interessi, di studi sull'orso mitico e in particolare sull'orso mitico occitano. Una traiettoria che ha anche tenuto insieme un gruppo di ricerca interessante, un gruppo di ricerca transfrontaliero, studiosi italiani, studiosi francesi che si sono incontrati sui vari terreni di ricerca. Quando l'orso appare, io penso delle nostre valli qui occitane, ma anche a quelle francesi, e con gli amici Carenini e altri siamo andati anche sul confine della Spagna, Prat de Molló, Saint-Laurent-de-Cerdagne, a cercare questi orsi che tutti hanno una specificità che messe insieme, studiate, comparate, analizzate, ti permettono di capire molto di questo grande mito della tradizione europea e non solo. Io ho un'immagine ben di fronte, negli occhi ancora oggi, dopo tanti anni, è dell'orso del carnevale, dell'orso, però non il nostro orso, perché poi qui in realtà ero venuto qui alla ripresa della Baio, quella famosa dopo la pausa ultraventennale, però l'orso non l'avevo trovato, invece avevo vaghezza di trovarla. L'ho trovato, guarda caso, nel País Vasco, in Spagna. Erano belli questi orsi, grandi, tutti di paglia, enormi, erano proprio sacrali, avevano qualcosa di magico, di religioso che mi colpì allora. La giornata era fredda come quelle di questi giorni, quindi il panorama era completo. E poi mi sono ricordato che io di orsi o di occitani avevo cominciato a sentir parlare da François Fontaine, ai tempi della grande ribellione giovanile, ecco, parlo della fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Poi ne ho sentito parlare in seguito da Sergio Berardo, che allora era ancora giovane, ma già aveva in testa tutto il suo itinerario di musica occitana, la musica folk, no? Come diciamo. Certo, l'orso potrebbe essere un folklore, come pensavo stamattina, però è il folklore non fine a se stesso, perché riscoprendo l'orso di Irun, che era diverso dalle maschere del carnevale, qui tutte americanizzate, la plastica, no? Lì c'era la paglia, no? E poi c'era proprio dentro una cultura, c'era un mito, c'era un racconto, è venuto fuori il discorso del racconto. Ecco. Per me l'orso è un racconto, è un mito. Sappiamo che l'orso è una figura mitica straordinaria, importante, quella che segna il risveglio della natura e predice quella che sarà l'annata agraria. Noi sappiamo che il 2 febbraio accade questo, perché il 2 febbraio? Perché in questo giorno particolare in cui la luna detta, in funzione della sua posizione nel cielo e della fase che noi vediamo, possiamo capire appunto quale sarà il nuovo anno agrario e se sarà buono o se sarà meno buono. Quest'anno, in tempo di pandemia, ho provato a interpretare l'apparire della luna in questa notte particolare topica dell'anno. Devo dire che in effetti è inquietante, perché non ci dice né sì né no, nel senso che abbiamo un carnevale che è abbastanza alto, però non è abbastanza alto da poterci dire guarda avremo un anno straordinario e quindi positivo, e non è neanche abbastanza basso per dire sarà un'annata terribile. Tutto fa pensare che siamo in mezzo ad un guado, e forse l'indicazione è proprio quella che stiamo vivendo in questo momento, e ci sentiamo tutti in mezzo ad un guado e speriamo di superare questo momento per approdare a un momento felice. Forse questo potrebbe essere il senso di questa luna del 2 febbraio di quest'anno. I primi legami che ho avuto con l'orso martino, perché io in questo libro parlo dell'orso martino, che è un po' strano, fino a un certo punto, perché tantissimi santi sono stati associati all'orso, tra cui anche uno dei più noti è il santo nel vessillo papale del Papa in pensione, non quest'ultimo, non Francesco. Ma il santo che più è legato all'orso
e Martino. L'Urs Martin infatti era una delle denominazioni, in francese Urs Martin, ma anche in occitano e anche in piemontese l'Urs Martin. E poi vai a scoprire che l'orso c'era dappertutto. Io l'ho trovato a Margherita, facevano perfino a Margherita, nella pianura, non neanche in montagna. Facevano un carnevale con l'orso, oppure a Fontane, in Val Corsaglia, portavano un poveraccio dentro la gabbia a raffigurare l'orso. E cosa vuol dire questo? Come mai l'orso martino? Cosa significa studiare anche questo rapporto? Se è vero che il folklore non deve essere fine a se stesso, finita la manifestazione è morto tutto, se è vero che il folklore deve avere una cultura, deve rimandare delle immagini, deve rimandare dei miti, ecco che se tu scopri, come abbiamo scoperto in quel libro, insomma, che la storia di Martino nell'immaginario collettivo medievale e premedievale è la stessa storia dell'orso. Faccio un esempio, ad esempio, il giorno di San Martino, l'11 di novembre, sappiamo tutti, la festa, l'ultimo barlume di estate, l'estate di San Martino, prima dell'inverno vero e proprio. Bene, in quel periodo sorge, anzi va a dormire una stella, vuol dire che c'è un tramonto eliaco di una stella che rivedremo soltanto poi mesi dopo, che si chiama Antares, che sarebbe l'anti-Martino, anti-Marte. Primo perché è una stella rossa e quindi somiglia a Marte, ma poi soprattutto io credo perché nel giorno stesso di Martino quella stella spariva nel calendario cosmico che i nostri antichi sapevano leggere, e riappariva, guarda caso, nella notte dell'orso, perché intorno al 2 febbraio questa stella torna a essere visibile. Ecco, allora, questa stella legata a Martino chiarisce che la storia di Martino è la stessa storia dell'orso. Perché è successo questo? Chiaro, un tentativo di cristianizzare il selvatico, fatto dalle civiltà antichissime, anche pre-romane, quindi parliamo di Notte dei Tempi, io credo. C'è uno studioso francese, Dully, che oggi sta studiando questi argomenti addirittura nelle costellazioni, ma quelle che si vedevano migliaia di anni fa. Quindi vuol dire che questa è una storia vecchia, antica, non vecchia, è una storia che se tu hai degli elementi per riscoprire ti affascina e ti avvince, come è successo per questo libro che insomma insieme a Piercarlo abbiamo costruito in più di 10 anni di elaborazioni, di riflessioni, di discussioni, di ripensamenti, di aggiornamenti, perché gli anni passano, poi per fortuna come succederà a questo libro, io spero ci saranno dei giovani che raccoglieranno lo spunto per andare oltre e per capire che cosa. Ho detto prima che c'era una religione dell'orso, evidentemente. Secondo me una religione non è un termine esatto, lo usano giustamente Guéniébé e Lajou, che Lajou è collaboratore anche di questo libro, persona fantastica che conosce il miglior conoscitore credo dell'orso insieme a Guéniébé, che purtroppo è mancato. Però come spiegano anche loro, questa religione non è come la viviamo noi la religione, questa è una religione fatta di paure e di tentativo di liberarsi dalla paura. Ecco, l'orso quindi è stato in qualche modo mitizzato, è stato fissato in un santo, in particolare Martino. Uno dei motivi è questo, della coincidenza del calendario cosmologico dell'orso e delle stagioni, quindi è di Martino, va bene? Ma ci sono anche tanti altri motivi, perché c'è il calendario lunare che è alla base, perché se andiamo a vedere tra Martino e l'orso, e il risveglio dell'orso appunto il 2 di febbraio, passano esattamente 80 giorni che sono 2 cicli lunari, anzi 3 cicli lunari, il che vuol dire che la luna che c'era a San Martino è la stessa luna che ci sarà poi al risveglio dell'orso, ed è la luna poi che predice la Pasqua, quello che sta avvenendo in questi giorni, insomma. L'importanza del territorio occitano qual è? È che forse più di altri territori folclorici il mondo occitano, il territorio occitano appunto conserva, la cultura occitana conserva ancora questa mitologia ancora attiva. E in effetti non a caso ne abbiamo trovati diversi
in questa valle. In Valmaira, per esempio, abbiamo dato vita con altri colleghi, amici e gente del luogo, ovviamente, che adesso non sto lì ad elencare, ma che sono stati veramente straordinari, ad una rinascita del Carnevale di Villar d'Aceglio che è qualcosa di incredibile. Perché dico incredibile? Perché se noi lo analizziamo attentamente scopriamo che questo carnevale forse è uno dei carnevali più belli delle Alpi, ma non tanto bello in quanto perché c'è un folklore della bellezza vestimentale, ovviamente. Allora, se faccio riferimento a Sampere, che è appena nell'altra vallata, avrei qualche difficoltà a fare della comparazione tra i due carnevali, ma se vado a vedere i contenuti simbolici e mitici che venivano rappresentati in questo carnevale, che credo è stato ripreso verso il 1990, ci sono state 2 edizioni, poi si è di nuovo interrotto. Ebbene, se andiamo a vedere quello che rimane della documentazione, abbiamo un bel filmato al proposito, abbiamo tanta documentazione fotografica e abbiamo raccolto anche delle belle testimonianze che oggi sono più che preziose, perché oggi non riusciremo più a trovare lo stesso patrimonio, la stessa memoria folclorica che abbiamo trovato allora. Troviamo che questo carnevale è straordinario. Io sogno e darei qualsiasi cosa pur di poter rivedere questo carnevale in azione, forse anche se lo ricominciassimo anche in modo più, come dire, meno completo di quello che sono stati in grado di fare gli abitanti del territorio in quel momento particolare, al tornante del millennio, tutto sommato, se riuscissimo anche a prenderlo in modo meno forte, io credo che uno spirito, lanciare, come dire, il cuore oltre ostacolo e provarci può davvero portare ad un recupero di questa tradizione che, se perduta per sempre, sarebbe veramente un grande lutto per la cultura occitana, ma non solo per la cultura occitana, per la cultura del mondo. E l'orso in realtà non è un orso, è un'orsa. Cioè l'orso, che noi abbiamo tradotto come orso, è in realtà è una idolo, chiamiamolo così, nel senso proprio della forma, che rappresenta mentalmente femminile, tanto è vero che quando le urse vengono chiamate, credo anche in antico occitano, le mestruazioni, perché la rinascita dell'orso, il risveglio dell'orso avviene 40 giorni dopo il Natale, quindi passato il tempo della purificazione della Vergine, ecco che l'orso esce ad annunciare qualcosa, no? E cosa annunciava questo orso nei carnevali? Andando al di là del carnevale inteso giustamente anche come momento pagano, momento triviale, momento popolano, anche scurrile, no? Del rovesciamento dei ruoli, eccetera, rappresenta il tentativo della comunità di rintracciare i propri fili più antichi, le proprie leggi, le proprie norme più antiche, che erano quelle del selvatico, e allo stesso tempo la paura di questa riscoperta di questa origine. Cioè l'uomo ha paura di scoprire di avere in sé il selvatico, perché ogni tanto questo selvatico affiora. Non tutto è struttura, ma c'è anche molta, come dire, molta immaterialità. L'immaginario che i nostri progenitori ci hanno consegnato è straordinario. Lo dobbiamo ricostruire, lo dobbiamo interpretare, cercare di capirlo, di farlo nostro e farlo sopravvivere, ma soprattutto non tanto farlo sopravvivere, farlo diventare elemento importante e discriminante di quella originalità che tutti ormai ci chiedono se vogliamo costruire un frammento di futuro. L'originalità a volte non la crei solo con quello che ti dà, come dire, una risposta, che ti dà un sistema scientifico, una disciplina o qualcos'altro. A volte ci deve essere anche quel mondo più generale, quel sapere complessivo che arriva dal grande progetto evolutivo dell'uomo che si è portato appresso. Il gesto e la parola, che sarebbe poi quell'orso che ti narra e si interpreta attraverso la parola e il gesto, ecco, non perdiamo queste cose, facciamo che questo orso continui a cacciarci, aiutarci a cacciare, come dire, frammenti di un futuro migliore.
trasposizione del rapporto tra orso e anche martino, devo dire, non sempre, ma quasi sempre, anche in un ambito come quello delle piante selvatiche, no? Quelle piante che raccogliamo, che possono poi costituire il giardino di Carlo Magno, no? Quello adottato nelle abbazie, va bene, dei semplici, con le piante dei semplici. E noi troviamo questo, noi abbiamo le braie dell'urs, le orecchie dell'urs, abbiamo un mucchio di piante, ma tutte, se andiamo ben a vedere, quasi tutte le piante, a partire dalla famosissima bardana, che già nel suo nome latino, insomma, Arctium, che poi deriva dal greco, in realtà Arcton non è stato usato da Linneo, ma prima ancora, e riproduce il termine orso, perché arx, il suffisso, vuol dire orso. Va bene, cosa ci dimostra questo? A parte la curiosa associazione, uno può dire, vabbè, è così, non sappiamo che nome dà. Secondo me rappresenta un'altra cosa che non ho scritto nel saggio, ma che rientra in quell'approfondimento di cui parlavo prima. Chi è che raccoglieva le erbe nel mondo contadino, anche remoto? Non era il cacciatore, non era l'agricoltore, era la donna. Era la donna che raccoglieva le erbe e le dava il nome. Ora, se la donna dà un nome ursino sempre, ci sarà un motivo, e questo può essere una bella domanda per una futura risposta.